Proveniente da Milano Centrale è in arrivo al binario 4. Attenzione a allontanarsi dalla linea gialla. Perché del vigile del fuoco che va dentro.
va che non ti vai su a cosa. Adesso dove si arriva? Noi andati? Ah no. Occhio. No, caro! Era caro davanti! Da casa e gli offre una colazione da re. Esisto, Pinocchio felice, ma incorreggibile. Ne fa una dopo l'altra, tanto che arriva addirittura a essere rinfuso in prigione. Una volta tornato libero, invece di studiare come aveva promesso la fatina, segue Lucignolo, il suo compagno di scuola, che lo porta al paese dei balocchi. Un posto da non credere, dove si passa tutto il giorno a ridere e a giocare. Ci vengono portati da un carro trainato da tanti somarelli. Peccato che poi loro stessi verranno trasformati in somari. E così capiscono la lezione. Pinocchio, diventato sovrano, viene venduto al circo. Pinocchio viene gettato nel mare. I pesciolini rimangono diretti da fumare, ma non contento a tornare un burattino e viene subito inghiottito da una gigantesca balena. E chi ci trova dentro? Geppetto, il suo babbo, che non vuole cercare sino in capo al mondo perché ecco, sta arrivando il gatto e la volpe. Quello avanti è la volpe, quello di Dio è il gatto. Con tutto con macchina fotografica in mano, col cellulare, fa finta che tira su e fotografie, fa le fotografie. E il gatto e la volpe.
che altra. Anche se il puttano neanche zio bagnate. No, se il puttano ne ha Vito. Vito mi poteva sempre sparare. Ma non vogliamo neanche che spara vai amico. Dai, nessuno deve fare là. Oh, c'ho belli puttane bagna. Lo so Mary, il trigo, il trigo. Li fermi. Ho paura di fare il Alme! Guarda come sono incastrati. Si alzi, ok? Apriamo. Ecco. Esce lui adesso, no? No, esce lei. Passiamo noi grossi questi piccoli. Oddio.
l'aranciata. Era buonissimo! Buonissimo e fenomenale! L'aveva mandato giù il pesce che non stava lì! Quella l'aranciata. No, questa c'è niente, questa qua. La lingua pia. Quella quella bianca! Questa qua bianca, solo bianca. Poi, aranciata